Rabbia e sgomento a Piove di Sacco per quello che è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Decine di auto prese di mira dai vandali, che sembrano aver colpito a caso in diverse zone della città, dal centro allo stadio, dal parcheggio della casa di riposo a quello della stazione dei pullman. Finestrini sfondati, pneumatici tagliati, oggetti rubati dalle auto e ora collaborazione tra polizia locale, amministrazione comunale e carabinieri per scambiarsi le informazioni e cercare di risalire al colpevole o più probabilmente ai colpevoli. Difficile infatti pensare che una sola persona abbia potuto provocare un simile danno in poche ore. Magari invece si tratta di una banda anche di giovanissimi. Di certo c'è l'allarme sociale che questa raffica di atti vandalici sta creando a Piove di Sacco. La gente è arrabbiata e ha comunque poca voglia di parlare della vicenda, affidata ora alle indagini delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere pubbliche di videosorveglianza potrebbero già dare le prime risposte. La sindaca Lucia Pizzo si dice molto arrabbiata, ma anche fiduciosa che tutte le informazioni girate ai carabinieri possano portare al più presto a individuare i responsabili.